salve a tutti, grazie, siamo ritornati, grazie, troppo buoni. Edizione straordinaria, ritorna dopo questa vacanza estiva, anche un po' autunnale, eccoci di nuovo qui pronti per darvi tutte le notizie, chiaramente come facciamo sempre noi, chiaramente in maniera, come dire, un po' bizzarra, notizie vere che il sottoscritto vi dà però in forma un poco più serena, più tranquilla, perché voi sapete che noi siamo l'unico TG seriamente comico, un TG che vi permette di rimanere informati sempre, però chiaramente rilassati. Noi non siamo come quei telegiornali, come quel TG1 pesantone, come quel TG4 a Guallarone. Noi siamo, diciamo, quei telegiornali simpatici, friccicarelli come il sottoscritto, che vi permette per l'appunto di rimanere comodi e restare informati. Dunque, noi ci siamo lasciati in quel di giugno e c'era Berlusconi, ci ritroviamo in quel di novembre. Troviamo il mese dei morti e quest'anno veramente è stato il mese dei morti, che veramente proprio, e ci sta adesso il presidente Monti, ne parleremo, chiaramente in questo periodo grande è stato il lavoro svolto dal nostro concittadino Scendana da Gambà Napolitano, chiaramente, e parleremo di questo, parleremo chiaramente del Napoli, parleremo domani di questa sfida con il Manchester importantissima, tante di quelle notizie belle, simpatiche e friccicarelle come soltanto il nostro TG, bravi, sa fare, il nostro TG sa fare. Quindi io direi, come sempre ho detto anche lo scorso anno, quest'anno questa formula la voglio ripetere: ciance alle bande, regia, dacci oggi i nostri titoli quotidiani. Si riparte, edizione straordinaria, eccoci qua, Napolitano, ve l'ho detto, Napolitano, la bandiera dell'Italia, ha mantenuta a bandiera alta, perché sennò veramente si stava ammainando il tutto. Eccolo qua, Mario Monti, l'eletto, l'hanno fatta santo ormai a questo Mario Monti, perché è voluto bene da tutti, pare che risolverà e ci aiuterà. De Laurentiis a ruota libera. Sabato il Napoli non è andato oltre lo 0-0, però lui ha regalato lo scooter al ragazzo. Notiziona, 4.000 anni fa c'è stato lo tsunami a Salerno. Ne parleremo. Questo e altro qui a edizione straordinaria, l'unico TG seriamente comico. Bene. Allora, come dicevo prima dei titoli e come avete letto durante i titoli, in questi mesi grande è stato il lavoro di Giorgio Napolitano, il nostro presidente conterraneo, grande, che veramente è stato lui, che è l'unico che ha mantenuto in mano la situazione, perché là in quel momento con Berlusconi che non si capiva niente più, e con Bersani che non si capiva niente più, e Di Pietro e che là dalla Napolitano, calma, tutti quanti, e sono andati tutti quanti a casa al Quirinale, a casa di Napolitano, per cercare di apparare un po' la situazione, fino a quando finalmente è stato poi nominato Mario Monti come Presidente del Consiglio. Ma noi vorremmo per l'appunto collegarci con il Quirinale, con Giorgio Napolitano, per vedere un po' come adesso se la sta vedendo in casa lì al Quirinale. Presidente, vediamo. Sì. Inno nazionale. I piedi, eccolo. Presidente, dobbiamo sentirlo tutto come ogni anno. Si può fare una cosa un poco più, va bene? Carità. Tutto quanto la massa. Sì, Presidente, che sta? Che rego? Aspira voi. Presidente, che state facendo? Un folletto? Un rappresentante della folletta. Piano, che avete un'età. Momento. Sì, Presidente. Un attimo. Sì. Stoffile. Calma. Presidente, fermate quell'aggeggio infernale. La spengo. Fermatelo. Dove si spegne? Non lo so. C'è un tasto rosso. Aiuto. Ce l'avete fatta. Ci sono riuscito. Bravo, Presidente. Che brutto lavoro che mi sono scelto. Quale? Quello di fare il Presidente della Repubblica, certo, altresì d'Italia. Eccomi qua a voi. Buonasera. Ci vuole. Che cosa? Dopo quello che è successo, un po' di pulizia nella Repubblica ci vuole. fatta.
E col folletto la state facendo sì. voi proprio, personalmente? Non la può fare qualcuno? No, non abbiamo domestici. Ah, domestici non ne È avete? un momento di crisi. Bravo. E io, Bravo. come primo Bravo. cittadino. Che è un sindaco? Eh sì, alla fine come se fossi un sindaco. Ah, come se fosse un sindaco. Sì, Do certo. l'esempio. Bravo, bravo, è giusto. No, La signora mia moglie. no, non fa queste No, cose. mia moglie Clio non ne non fa. può fare questi lavori, In sapete? un'età, certo. Che mia moglie la Clio. ogni tanto la devo mandare in carrozzeria. In carrozzeria? Dal dottore. E io per primo. Sì, fate queste Anche cose. perché Piano l'altra settimana. Sì. Quello che si è visto qua dentro, ne parlavamo non prima. ve lo dico Eh. e non ve lo conto. Possiamo immaginare. Un andirivieni di gente. Gente annanzi, sì, gli c'era. Come si dice? Eh. Pareva 1000 anni che se ne ivano. Io sono sempre stato tranquillo in Sì. questa casa, Invece- ma in questi giorni, Folli Berlusconi veniva, si piazzava qua, non se ne voleva andare. Lo sappiamo, Per lo sappiamo. si guardava la casa. Bravo. Sì. Ma qua io farei così, che ma qua fa? io farei così. A Roma. Berlusconi, te ne devi andare. State dritto, bravo, Lasciare libero, forza. Via. Smammare fuori. Poi è venuto questo Monti, Monti, ogni tanto parlo con Monti, sì. ma io faccio così, io faccio così. E poi? Intanto Chi è e venuto? poi veniva Bossi. Bossi. Veniva con questo sigaro, Un sigaro molto. cenere dappertutto. È uno E io dietro con scostumato. l'aspirapolvere. È uno Una scostumato faticaccia. quello, sì. Ma adesso Adesso è pare passato. che la situazione Eh. sia diventata più pulita. Più pulita, E adesso quindi, sì, più tranquillo. Quindi adesso- ci vuole ancora un po' di tempo. Piano piano. E la casa è grande. Per pulire. Ci vuole tempo per pulirla. Certo, ci Io vuole. ogni mattina Sì. esco fuori al balcone, Bravo. sbatto i tappeti. Oh, vero. Ma che fa? la casa è grande, quanti balconi? Ci sono tanti balconi. Questi fantasmi. Io esco fuori, mi faccio vedere che sono contento. Come Edoardo in questi fantasmi. Canticchio. All'amore la bandiera. Sì. All'amore la... Edoardo, Professore. Sì, dite. I fantasmi non ci sono. Non ci sono i fantasmi? Se ne sono andati da questa casa. Se ne sono andati? All'amore la bandiera. Il guerriero non c'è. Professore. Arrivederci. Arrivederci. Professore. Arrivederci, Tutto Presidente. bene. Tutto bene. Bravo. Pulite. Fate pulito tutto. Bravo, eccezionale. Veramente ricordava chiaramente Edoardo in questi fantasmi, commedia che abbiamo visto qualche giorno fa interpretata dal grande Massimo Ranieri. E adesso vi raccontiamo una notizia come sempre noi vi diamo delle notizie bislacche. Pensate che a Pechino, guardate la cerevella, come si suol dire, la cerevella è una sfoglia di cipolla, sono stati pizzicati dalle telecamere a circuito chiuso mentre facevano sesso in una cassa da morto! Alle mie spalle, non è che stanno facendo sesso, però lo potete vedere, è alle mie spalle, è successo dove? In Cina, proprio per la precisione a Pechino, dove una coppia ha girato un sexy horror movie senza essere consapevole di farlo. Infatti loro non pensavano di stare loro soli, dice, ma mettiamoci qua, chi non c'è anima viva. E infatti nelle immagini si vedono i due avvicinarsi alla bara e iniziare a spogliarsi. Chissà se avranno trovato comoda questa insolita location. Guardate, cose dell'altro mondo, veramente cose dell'altro mondo. Noi ci fermiamo un'antecchietella, non cambiate canale perché dopo vi facciamo vedere, parleremo col nuovo Presidente del Consiglio Mario Monti. Che edizione straordinaria!